Buongiorno, ben ritrovati per l'appuntamento con la rassegna della stampa quotidiana. In apertura quest'oggi sul Corriere delle Alpi, dottori per 5 ambulatori. I giovani in formazione. L'ULSS è pronta a ingaggiare i laureati iscritti al corso per medici di famiglia. La risposta è deludente e i sindacati lasciati solo. Con 1200 pazienti, Zaia difende progetto e professionalità. Se ne occupa Paola Dallanese nella 17ª pagina interna del Corriere delle Alpi. Leggiamo: il medico di famiglia non è più una professione ambita, malgrado sul territorio provinciale e in generale in tutta Italia ce ne sia un gran bisogno. Lo testimonia il fatto che su circa 700 iscritti in Veneto alla scuola di formazione in medicina generale, solo 5 su 700 hanno accettato di entrare in ambulatorio nel bellunese, altrettanti, altri 5 su 700 nella Marca trevigiana, per seguire fino a 650 pazienti. Di questi 5, informa l'US Dolomiti, 3 stanno lavorando nel distretto di Belluno, 2 a Feltre. In questi mesi si è cercato di tamponare una carenza di figure specialistiche con incarichi provvisori, ma non è servito a molto. L'emorragia di camici bianchi di famiglia sta continuando. Sul Corriere delle Alpi il parere dello SNAMI, dell'Ordine dei Medici e la replica di Zaia. Respinge le accuse, difende progetto e professionalità. Gli specializzandi, dice, sono medici laureati in medicina e chirurgia e sono abilitati. Sono dei professionisti. È vero che la specialità non è irrilevante e che è fondamentale ci siano le scuole di specialità, ma è pur vero che comunque questi sono medici laureati. Dei 700 assistiti che potevano avere si va a 1200. Questo è il percorso, vuol dire che entrano nel vivo della specialità che studiano. Da qui a dire che la salute dei cittadini è messa a repentaglio, certamente no. Sono gli stessi medici, conclude Zaia, che suonavano il nostro campanello di casa come USCA durante il Covid. Allora nessuno si era posto il problema che erano solo laureati in medicina e chirurgia. Sono orgogliosa della mia scelta, ma conciliare con lo studio è dura, parla una delle poche giovani che hanno risposto all'appello dell'azienda sanitaria bellunese. Cambiamo argomento, veniamo al Corriere del Veneto e lo facciamo con Moreno Gioli. Oggi Moreno Gioli in particolare si occupa di un argomento del quale stiamo peraltro parlando da giorni, ovvero lo scarso personale negli alberghi per quanto riguarda il turismo. Sentiamo Gioli. Il caldo estivo si è già fatto vedere, come a maggio non capitava da 19 anni. E tra pochi giorni comincerà ufficialmente l'estate turistica sulle Dolomiti bellunesi. Una stagione, la prima post-emergenza Covid, che si preannuncia col botto per quanto riguarda i numeri, ma che rischia di partire e restare ad handicap. La colpa del personale, che non si trova. Proprio la pandemia, con le conseguenti chiusure che hanno azzoppato per mesi il settore alberghiero, ha cambiato obiettivi e abitudini di molti lavoratori stagionali, che si sono indirizzati verso qualcosa di più stabile. L'allarme non è nuovo, ma viene rilanciato in questi giorni dalle associazioni di categoria, perché il paradosso di avere tanti turisti come non mai, senza poterli soddisfare appieno, è reale. Del tema è stato interessato direttamente il ministro bellunese per i rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, incontrato a Roma dal presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, che ha posto la questione di una rapida definizione del cosiddetto decreto flussi, quello che regola la possibilità di assumere personale extracomunitario. Fondamentale già da tempo per garantire standard di servizi adeguati, tanto più in una situazione di grande difficoltà come quella attuale. Il decreto è in grave ritardo. Ho avuto modo di parlare nei giorni scorsi con un responsabile nazionale dell'associazione, spiega un preoccupato Walter De Cassan, presidente provinciale di Federalberghi, che mi ha assicurato che nella prossima settimana il governo dovrebbe incontrarsi per definire la cosa. Di certo, come già fatto notare nei giorni scorsi dallo stesso De Cassan, non c'è un minuto da perdere, perché una volta adottato il decreto ci sono i tempi tecnici per reperire il personale e quelli burocratici per permettere ai lavoratori stranieri di regolarizzare la loro posizione. E l'estate ormai bussa alla porta.
Ma qual è la situazione in provincia? Siamo sotto di un 30-35% rispetto alla dotazione di personale ottimale, spiega il presidente di Federalberghi, il che significa che mancano all'appello circa 500-600 figure professionali necessarie al corretto funzionamento della complessa macchina dell'accoglienza turistica. Non si trovano soprattutto cuochi e camerieri, ma il problema è piuttosto generalizzato. Con quali conseguenze? Se non si troverà una soluzione in fretta, saremo costretti, nostro malgrado, a togliere dei servizi ai turisti, è lo sfogo amaro di De Cassan, che poi fa alcuni esempi per spiegare la situazione nel dettaglio. So già di alcuni alberghi che non apriranno tutti i piani per mancanza di personale e molti altri saranno costretti, ad esempio, ad eliminare il servizio di ristorazione, con un effetto a cascata. Certo, perché se un turista non trova la cena in hotel, va nei ristoranti, che però soffrono della nostra stessa mancanza di personale, e così si entra in un circolo vizioso che rischia seriamente di azzoppare la stagione. Ma d'altra parte, cosa possiamo fare più di così? Già adesso stiamo facendo i salti mortali, non siamo macchine. Grazie a Moreno Gioli. Veniamo al Gazzettino, l'apertura sui manifesti elettorali, l'ora dei veleni, spazi insufficienti e bacheche nelle frazioni invase dalla pubblicità dei candidati, la polizia locale al lavoro, il comandante Rossetti, suggeriamo a chi si accorge delle irregolarità di segnalarcele perché vanno rimosse. E ancora elezioni da Cortina alle Olimpiadi dei sindaci, Ghedina, Lorenzi, De Zanna, Bortel sono i 4 candidati per la poltrona a sindaco, sono stati messi a confronto sui temi caldi per Cortina, dalla vecchia stazione ai giochi del 2026. Trovata la ditta che salverà la chiesa in bilico sul burrone, da Valle di Cadore l'annuncio della sindaca, un cantiere che sarà a lungo ricordato. Sarà la bellunese Tonetta SRL a mettere in sicurezza la chiesa di San Martino a Valle di Cadore. È stata fatta una gara esplorativa, 5 le imprese invitate, 2 le offerte pervenute, la migliore è quella della Tonetta. Entro breve potrà allestire il cantiere, di sicuro è il più atteso in Cadore. Di questo lavoro si parlerà a lungo, ma non è quello che ha fatto il sindaco, ma per l'impegno di chi si è dedicato, lo dice la sindaca Marianna Offer. E ancora il Gazzettino, altri 2 titoli, il primo sulla pista di atletica pronta per l'autunno, quindi Belluno avrà la sua pista d'atletica, siamo allo stadio di Piazzale Resistenza, il cantiere è aperto, l'impresa è all'opera, i lavori terminano entro 4-5 mesi, le società, ognuna aveva trovato delle soluzioni a seconda della categoria di appartenenza, i bambini possono allenarsi sul sintetico appena sopra alcune società, sono andate a Salce, altri atleti a Mellin, al Pago, lo spiega l'assessore. E poi un titolo basso per quanto riguarda la bolletta da imparto, non apro più le lettere. Quella sensazione di paura mi è rimasta ancora oggi, non apro più una lettera e non rispondo al telefono, ho paura mi succeda un altro fatto del genere. Lo dice Grazia Cari, la Feltrina di Mugnai, l'Eni Gas e Luce SPA, ha inviato la bolletta del gas da capogiro, 33.000 euro. È riuscita a vincere la battaglia contro il colosso di Luce Gas, ma è rimasta assegnata per sempre. Quel giorno andò in posta pensando di dover pagare 33 euro, scoprì la reale cifra, ebbe un malore. L'addetta della posta mi chiese se avevo letto bene la bolletta e me l'ha ripassata. Ho dovuto appoggiarmi al banco perché mi sentivo male. E torniamo sul Corriere delle Alpi per le notizie di cronaca, iniziando da quanto successo a Feltre nella mattinata di ieri, un camion che perde il carico. Se l'è vista brutta la 42enne FC. Ieri mattina, poco dopo le 11, la donna al volante di una Fiat Uno stava per raggiungere la rotatoria di Toningomme quando un camion di un'impresa edile che stava uscendo da quella stessa rotatoria ha perso il carico, un pesante miscelatore da cantiere. Fortunatamente ha centrato la parte anteriore sinistra della utilitaria, risparmiando l'abitacolo. Molti comunque i danni per la vettura già datata di suo, che è destinata a prendere la strada dello sfasciacarrozze. La donna non ha riportato gravi ferite, ma lo spavento è stato tanto, lo si può solo immaginare, nella caduta dal rimorchio. Il miscelatore ha lasciato un solco profondo nell'asfalto, segno del potenziale danno che avrebbe potuto arrecare all'automobilista. Sul posto l'ambulanza del 118 per prendersi cura della donna
Accertamenti della polizia locale di Feltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dal Gazzettino il lutto: Ida Zandegiacomo aveva 100 anni, partigiana, consigliera e assessore, è deceduta ieri. Ida Zandegiacomo de Lugan, ospite da una decina d'anni nella casa per anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo. L'8 marzo aveva compiuto 100 anni. Esistenza invidiabile la sua, ricca di storia e di partecipazione alla vita sociale. Fu parte attiva della Resistenza, poi assessore e consigliere della magnifica comunità del Cadore. Corriere delle Alpi: la giudiziaria diffamò un architetto, chiesta la condanna a 8 mesi e 750 euro. Arriverà sentenza il 30 maggio, il processo a carico di un 54enne feltrino accusato di aver diffamato anche a mezzo stampa un architetto che aveva lavorato nell'azienda di famiglia. Sono fatti che risalgono al 2020. L'architetto, parte civile con l'avvocato Liuba D'Agostini, aveva progettato e eseguito alcuni interventi di sistemazione dell'azienda su richiesta dell'imputato. Parcella a 14.000 euro, mai liquidata. Il professionista si è rivolto ad un legale per sollecitare il pagamento dilazionato. Il tentativo è stato senza esito. Nel frattempo l'imputato ha iniziato ad inviare mail al comune di Feltre, ai sindacati, alla VEPA, con le quali ha offeso la reputazione dell'architetto, affermando anche che in seguito all'esecuzione dei lavori si erano verificati diversi incidenti con danni a persone o cose. A causa di queste mail, l'architetto è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare da parte dell'ordine professionale, ma le verifiche non hanno rilevato nulla di quanto segnalato. Anche il suo legale, chiamato a spiegare la situazione sia dal comune di Feltre che dall'ordine degli avvocati. Tra le accuse mosse contro l'architetto c'era anche quella di poter contare sulla omertà dell'ordine degli avvocati e di rubare soldi alle famiglie usando le istituzioni. L'imputato si è già scusato, affermando di aver vissuto un periodo di disperazione. Il pubblico ministero ha formulato la richiesta di condanna a 8 mesi e 750 euro di multa. E ancora la giudiziaria, se ne occupa sempre Gigi Sosso quest'oggi sul Corriere delle Alpi. È stata fissata per il 30 maggio la discussione del processo che vede imputato un carabiniere con l'accusa di accesso abusivo a un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, ma anche di aver violato la legge sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Secondo l'accusa, il militare, difeso dall'avvocato Massimiliano Panitz, con il Ministero dell'Interno quale parte offesa, avrebbe approfittato della propria posizione e quindi della possibilità di accedere al sistema telematico del Ministero, cioè il centro di elaborazione dati, per verificare la propria posizione. Nello specifico, il militare sospettava di essere stato querelato dalla moglie e per l'accusa l'eccesso abusivo era finalizzato a verificare se la donna lo avesse davvero denunciato. Durante il processo è stata raccolta però una testimonianza che afferma che l'imputato era stato autorizzato, ovviamente per altri motivi, a quell'accesso. L'argomento principale per quanto riguarda la Gordino oggi sul Corriere delle Alpi: frequenze televisive, canale Rai al sicuro, c'è il rischio di perdere Mediaset, i timori di Lucchetta, consigliere provinciale, sindaco di Vallada, potrebbe servire il satellite. Ma sentiamo in proposito Gianni Santomaso. Certezze per i canali Rai, speranze per quelli delle emittenti locali, timori concreti per la ricezione delle TV private. Se l'obiettivo principale dello Stato era riuscire a far vendere nuovi televisori di ultima generazione per la visione delle trasmissioni in HD, il piano è forse riuscito. Che poi gli abitanti della periferia della montagna marginale riescano effettivamente a prendere il segnale è un problema loro o degli amministratori locali che oggi stanno cercando di metterci una pezza. In Agordino i residenti nelle piccole frazioni di alcuni comuni sono preoccupati per il concreto rischio che certi canali delle emittenti private vengano spenti e che la loro visione debba essere semmai demandata all'acquisto di altri dispositivi satellitari. Della questione se ne sta occupando il consigliere provinciale e sindaco di Vallada Fabio Lucchetta, unitamente all'Unione Montana Gordina. Certezze Rai. L'Unione Montana Gordina è autorizzata dal Ministero per la diffusione delle soli reti Rai su 10 ripetitori in Vallata. Si chiama Servizio Integrativo ed è teso a dare copertura alle zone su cui l'azienda di Stato non interviene direttamente.
Le postazioni sono quelle del Colle di Lantrago, La Valle, di Gaer, Vallada, di Gares, Canale, di Distolade, Taibon, di Falcade, Marmolada, di Massa, Celat, Vallada, di Moè di Laste, Roccapietore, del Monte Gardelon, Gosaldo, di Morbiac, Cencenighe, di Pianaz, Colle Santa Lucia. Nell'ambito della riassegnazione delle frequenze, spiega l'Unione Montana Gordina, ci siamo visti recapitare la notizia che il Ministero ci avrebbe cancellato il canale di trasmissione. Gli amministratori si sono quindi dati da fare e abbiamo avuto la riassegnazione in tempi brevi di una nuova frequenza provvisoria per la ripetizione dei canali RAI. Ciò ha comportato la necessità da parte dei nostri tecnici di sostituire gli apparati per permettere la trasmissione con la tecnologia in HD in modalità MP4. Mediaset guarda i numeri. Mediaset e altre televisioni private non sono invece un interlocutore dell'Unione Montana. Tuttavia il grosso problema per il futuro riguarderà proprio la possibilità per gli utenti di vedere tali emittenti. Qualcuno ipotizza che, dalle piccole postazioni elencate sopra, il segnale, qualora non sia già spento, verrà definitivamente interrotto il 30 giugno. I grandi player che devono investire soldi per cambiare gli apparati, dice Fabio Lucchetta, sindaco di Vallada, che in veste di consigliere provinciale ha portato il problema a Palazzo Piloni, non hanno grande interesse a coprire zone con pochi abitanti. Come provincia cercheremo il confronto con questi soggetti, ma personalmente non credo sarà facile ottenere risultati. Alla fine temo che la cosa più semplice per l'utenza sia quella di optare per il satellitare. Certo, non mi sfugge che le famiglie hanno già acquistato dei televisori convinti di vedere i canali. Telebelluno sicura fino a dicembre, poi servono soldi. Secondo Fabio Lucchetta, la priorità per gli amministratori è tuttavia quella di garantire a tutti gli utenti la visione della TV locale, che, dice, ha una grande importanza sociale, in particolare nella periferia della montagna. Su tanti ripetitori, dice, oggi non esiste il segnale perché serve una deroga che Telebelluno ha richiesto al Ministero senza avere risposta. La provincia, pertanto, a breve invierà le richieste a Roma per avere l'autorizzazione per le TV locali, per reimmettere il segnale affinché si possa vedere dappertutto. Attualmente si tratta di un'operazione fattibile, ma col 1 gennaio 2023, quando si passerà alla nuova tecnologia, serviranno investimenti. Telebelluno dovrebbe investire €500.000. Ovvio che non è semplice per una TV locale trovare tutti questi soldi. Per questo serve che la macchina pubblica, messa in moto dalla volontà degli amministratori, vada incontro alle spese. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Ancora il Corriere delle Alpi, Elena Nicole rivivrà grazie al dono. È la storia che racconta Cristina Contento dopo le anticipazioni di ieri. Se n'è andata lasciando attorno a sé la voglia di vivere, quella che Elena Nicole aveva infuso in soli 14 anni di vita, costretta dalla nascita a muoversi con gli ausili una carrozzina. Rivivrà in almeno 3 persone, una piccola o giovane come lei, anche in età pediatrica. 14 anni e una personalità dirompente, quella dell'adolescente di Mel, la cui scomparsa ha sconvolto una comunità, oltre alla famiglia. Lo sanno al comprensivo di Mel, dove la saluteranno domani in una catarsi collettiva. Lo sanno insegnanti, ex maestre, che Elena Nicole hanno incrociato occhi e ambizioni, lo hanno vissuto mamma Cinzia, papà Antonio e il fratello Davide, e ai quali oggi questo dolore lacera la pelle. Elena è mancata lunedì a 14 anni all'ospedale di Treviso, dove era caduta in coma, un effetto della Via Crucis dovuta alla nascita prematura, ma forse anche ad altre responsabilità di cui probabilmente si parlerà un domani, chissà. Ma l'ultimo atto di una breve vita intensa è stata l'ennesima emozione: donare gli organi, fegato, reni, cornee, permetteranno ad altre persone di rinascere. Non è stato possibile donare il cuore, precisa mamma Cinzia Isotton. Era compromesso, è stato la causa del decesso, ma altre persone vivranno grazie a lei. Una in età pediatrica, sono le uniche cose che ci hanno detto. La notizia che Elena Nicole abbia dato la vita agli altri, aggiunge papà Antonio Ian Antuoni, è stata un balsamo per noi, quel che ci ha fatto ripartire dopo questo colpo. Un colpo, certo, inaspettata la scomparsa di una figlia, benché i genitori di bambini come Elena, che hanno problemi, vengono informati da quando sono nati dell'eventualità più funesta. Siamo vissuti per 14 anni e mezzo con questa spada di Damocle. Da quando scende hai un dolore fisico che ti spappola le carni. Una cosa così non avevo mai passata, sapevamo
che poteva esserci portata via, ma anche questa volta pensavamo che sarebbe tornata a casa. Il Corriere delle Alpi racconta chi era Nicole e il ricordo dei prof, delle maestre, degli amici di coloro che l'hanno conosciuta. Valbelluna sono stati i genitori a farla abortire, la versione del giovane sotto processo, ancora la giudiziaria, una lunga storia d'amore iniziata tra i banchi di scuola, terminata nel peggiore dei modi durante la pandemia. Un giovane della Valbelluna dipeso dagli avvocati Capraro Meneghetti si trova a processo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e lesioni aggravate nei confronti dell'ex fidanzata. Tra le accuse mosse contro il giovane c'è anche quella di aver indotto la ragazza ad abortire, circostanza che lei stessa ha smentito durante la sua deposizione, ricordando che era stata una sua deposizione. Gazzettino, cardiologia, sala per interventi non invasivi, via libera al progetto da 2,9 milioni di euro per i nuovi spazi. Ed ora veniamo all'appuntamento. Agordo. È in programma per oggi, alle 18 in Sala Don Tamis ad Agordo, la seconda serata del ciclo Incontro con l'autore, per la presentazione del libro Villa de Manzoni ai Pat di Sedico nella vita bellunese dell'Ottocento, di Mauro Vedana, Fiorenza Mambrini e Lucia Torben. Presenta la serata Gianni Santomaso. Ho detto appuntamento, ma in realtà oggi sono 2 gli appuntamenti ad Agordo. Agordo. Torna l'appuntamento con Maggio Agordino, un ciclo di serate culturali e di divulgazione scientifica promosse da APIM, Associazione Periti Industriali Minerari di Agordo. Quest'anno il tema che costituirà di fatto il filo conduttore delle serate sarà il cambiamento climatico. Le serate in Sala Don Tamis con inizio alle 20:30. Oggi l'economia futura della montagna e le sfide del riconoscimento UNESCO e venerdì 27 il clima che cambia, Mo e le nostre montagne. Tutte le serate sono ad entrata libera. A proposito di appuntamenti, Belluno. Dopo 3 anni di forzata assenza, ritorna Bim Bim Bici organizzata da FIAB Belluno, aperta a tutti con lo scopo di portare tantissimi bambini in bicicletta per le strade delle città. Il programma per domenica, dalle 10 alle 11, giro di 7 km in bicicletta per la città. Al ritorno, tutti i piccoli partecipanti troveranno un divertente percorso di abilità gestito da istruttori e un ristoro. La mattinata sarà accompagnata dalle musiche della banda di ottoni The Brass Folkers. I vigili urbani e il personale dell'Associazione Nazionale Carabinieri saranno disposti lungo il percorso per renderlo più sicuro. Iscrizioni dalle 9:15 al Parco Città di Bologna. Info www.bellunoinbici.it. Corriere delle Alpi, l'orario non combacia, assolto dal furto, non può essere commesso il fatto, è stato assolto dall'accusa di tentato furto pluriaggravato Francesco Catter, 37enne di Legnago, in provincia di Verona. Secondo l'accusa l'uomo, insieme a 2 donne, si sarebbe introdotto con l'inganno nella casa di una coppia a Ponte nelle Alpi nel 2019. Una delle donne finse di essere un'infermiera che stava soccorrendo l'altra donna che si era sentita male. Cater in quel periodo era sottoposto alla misura di obbligo cautelare firma e quel giorno si è presentato regolarmente alle 19 a Legnago. I fatti risalgono alle 17, è quindi improbabile che l'uomo si sia spinto dal veronese a Ponte nelle Alpi per tentare un furto dall'esito incerto. L'accusa, in base ai precedenti, aveva chiesto la condanna a 3 anni e 10 mesi e 1.400 euro di multa. A Feltre. Dal 1 giugno l'utente che necessita di entrare in auto all'ospedale di Feltre è invitato a presentarsi alla vecchia portineria o alla sbarra lato nord, via Bentivoglio. Suonando il citofono sarà in contatto con la portineria che, se autorizzabile, farà accedere l'auto. A partire dal 1 giugno, infatti, sarà chiuso il passaggio alle automobili presso il nuovo accesso, utilizzato solo per lo stato di emergenza. Resterà invariata la possibilità di accompagnare i pazienti o caricare e scaricare merci all'interno della rotonda antistante l'ingresso per raggiungere più facilmente le unità operative. Al lato nord, accesso da via Bentivoglio, sarà ripristinata la sbarra, apribile solo mediante l'uso del badge per i dipendenti e tramite il contatto via citofono con la portineria per gli utenti autorizzabili. Ancora 2 titoli dal Corriere delle Alpi con riferimento all'Agordino, se ne occupa Gianni Santomaso, il primo da Ribina al Longo, una settimana di lavori nell'ecocentro Fodom e poi da Taibon
ha giudicato il progetto della casa di riposo con l'Unione Montana Gordina, che ha pubblicato la proposta di aggiudicazione del bando per la progettazione definitiva esecutiva degli interventi di consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza della casa di soggiorno di Taibon a Gordino. Oggi il sito internet radiopiù.net pubblica 2 notizie della serie Dillo a Radio Più. La prima sull'acquedotto di San Tommaso, se ne eravamo già occupati a fine aprile, il troppo pieno che ha causato dei danni alla strada silvopastorale e poi il bosco violentato dal corrugato. Siamo tornati con video e foto a sincerarsi della situazione dopo i lavori. La strada adesso presenta pantano dove il trattore non può certo addentrarsi e i tubi di corrugato sono sempre lì, in brutta evidenza. Poi c'è chi chiede a Valpe di ripristinare gli ecosportelli, soprattutto nella zona dell'Alto Agordino, perché non siano costretti gli utenti a scendere ogni volta ad Agordo. Con la pandemia gli ecosportelli sono stati chiusi e da allora non sono stati più riaperti. È per questo motivo, per l'appunto, che un nostro ascoltatore chiede chiaramente a Valpe che prenda delle decisioni importanti, questo naturalmente a vantaggio di chi abita nelle terre alte. Ed era l'ultima notizia, grazie per il cortese ascolto, ci risentiamo alle 9:30 con il GR Mattina, a dopo.